inizia la manovra di bilancio appunto con il DEFRE, che è il documento di finanza regionale, che è introduttivo a tutte le norme che riguardano il bilancio. È il documento che indica gli obiettivi, i grandi obiettivi e le finalità proprie della Regione per gli anni 2023 e 2025. Successivamente verrà introdotto il bilancio regionale, che ha come base il fatto che la Regione Veneto è l'unica regione a statuto ordinario che non aumenta l'addizionale IRPEF neanche per quest'anno, quindi siamo l'unica regione a statuto ordinario a tax free praticamente. E poi tutti gli obiettivi che sono declinati nella manovra di bilancio. I principali obiettivi sono mantenere comunque una fiscalità bassissima per i veneti e poi il raggiungimento degli obiettivi propri dell'azione della Giunta e dell'amministrazione Zaia, che sono quelli di migliorare il Veneto, di portarlo a essere competitivo per guardare con ottimismo al futuro, dopo l'uscita praticamente da due grandi crisi, la crisi Covid e siamo appunto poi nell'altro ambito, che è poi anche la guerra dell'Ucraina, che ha portato comunque delle problematiche molto rilevanti relative al tema energetico, al tema delle difficoltà delle famiglie e delle imprese. È previsto che arrivino anche altri soldi dal bilancio precedente, quello che stiamo esaurendo? È la manovra di assestamento che oggi noi affronteremo in Commissione e la settimana prossima affronteremo in Consiglio regionale, che riguarda le forze fresche, delle energie fresche, dei soldi freschi per le borse di studio richieste a gran voce dagli studenti dell'Università del Veneto e poi anche fondi nuovi per la cultura. Nel bilancio che la Giunta ha presentato al Consiglio non ci sono le risposte che servono al Veneto in questo momento. Pensiamo a tutto il mondo del sociale, alle case di riposo, alle tante persone che in questo momento non riescono a pagare le bollette. Non ci sono risposte in questa direzione, quindi non ci sono risposte per chi soffre, e l'altra gamba che manca completamente è quella che guarda al futuro. Questa regione non guarda ai suoi figli, non guarda ai giovani che se ne stanno andando. Qualche esempio su tutti: non ci sono investimenti sugli asili nido, che sono sempre più necessari per le famiglie, sono sempre più costosi però, e quindi servono stanziamenti forti in quella direzione, e soprattutto ci sono troppo pochi soldi sulle borse di studio. In Veneto, in una regione importante, ricca, prosperosa come la nostra, tanti ragazzi devono abbandonare gli studi perché non ricevono la borsa di studio. Noi chiediamo nel bilancio di ripristinare fondi in questa direzione. Abbiamo in campo una proposta emendativa su due filoni fondamentali, appunto il sociale da una parte e il futuro, i giovani dall'altra. Il sociale significa la non autosufficienza, quindi il tema delle case di riposo dell'RSA, significa il caro bollette, perché tantissime famiglie, tantissime imprese non ce la fanno più, quindi anche la Regione Veneto, oltre allo Stato, deve fare la sua parte. Significa aiutare i medici di medicina generale ad assumere personale amministrativo che possa fare la parte burocratica, in modo tale che i medici possano fare i medici. E poi investimenti sul futuro di questa regione, appunto le borse di studio, fare in modo che tutti coloro che hanno diritto alla borsa ricevano la borsa. Investimenti sugli asili nido per dare la possibilità alle famiglie intanto di fare figli e poi di essere aiutate nell'accompagnare i figli nei primi passi educativi. Quindi lavorare in due direzioni: sociale, perché chi è più in difficoltà va aiutato, e futuro, perché questa deve essere una regione che guarda al domani e che investe sui suoi giovani.